Torna tra le mura amiche la Pro Favara per proseguire il campionato di eccellenza Girone A dopo l'ottima prestazione avuta a Caltanissetta, dove ha battuto la capolista Nissa rosicchiando 3 punti in classifica. Una settimana importante per la Pro Favara e per la società, che crede sicuramente nelle proprie potenzialità di far bene il campionato e arrivare anche in vetta. Domani domenica nuovo incontro in casa al Broccoleri, arriva l'Atletic Palermo, squadra importante che all'inizio di campionato addirittura si dava tra le favorite, ma che la Pro Favara ha già battuto in casa propria a Palermo. Diciamo che l'entusiasmo sicuramente è alto, ma tra la gente, dirigente, tutti quanti penso che sia anche una cosa normale. Per noi invece dobbiamo stare con i piedi per terra, perché sappiamo che dietro l'angolo c'è sempre qualcosa che ci può impedire di andare avanti. È vero che abbiamo portato a casa 3 punti importanti, secondo me non è stata un'impresa, perché credo che nella Nissa siamo stati costruiti per vincere, quindi andare a vincere a Caltanissetta ci può anche stare. Se una squadra si pone degli obiettivi, l'abbiamo fatto, però adesso non dobbiamo fare l'errore di pensare a quella vittoria, perché sennò avremmo sbagliato tutto. Quindi bisogna pensare adesso alla partita di domenica, che secondo me è una partita molto difficile, bisogna interpretarla bene, avere l'atteggiamento giusto, perché come ho detto prima dobbiamo cercare di fare più punti possibili finché arrivare alla fine e magari sperare che qualche passo falso della Nissa ci possa permettere di poterli raggiungere. Senza svelare i segreti dello spogliatoio, ma che cosa ha detto mister Catalano ai suoi uomini? Non credo che ci sia tanto da dire, sono uomini prima che calciatori, sanno l'importanza della gara, sapevano l'importanza della gara. La cosa più importante è stata secondo me la serenità in cui hanno approcciato quella partita, e dobbiamo continuare a farlo, perché la serenità sicuramente è una cosa importante che ci permette sia di lavorare sia di svolgere la partita come sappiamo, sia sotto l'aspetto tecnico che tattico. Abbiamo visto che tra gli infortunati, tra gli squalificati e con i ricambi messi in campo c'è veramente un nucleo ben formato. Sì, abbiamo ancora qualche persona fuori che sta recuperando dall'infortunio, però devo dire che la rosa è una rosa ampia, una rosa forte, qualsiasi giocatore qui è titolare, quindi o gioca uno, parte dall'inizio, subentra, la squadra non perde mai un'identità, non perde mai la voglia di continuare a fare quello che i ragazzi magari hanno iniziato sin dall'inizio, per portare a casa alla fine quel risultato che per noi è importante. Che partita sarà domani? Domani sarà una partita difficile, non sarà una partita facile, perché l'Atletico è una buona squadra, all'inizio era una delle candidate per la vittoria finale, sicuramente nel percorso ha avuto delle difficoltà, però nella rosa ha giocatori importanti, ha il capocannoniere del girone, e quindi bisogna approcciare bene questa gara, perché arrivato a questo punto non possiamo sbagliare nulla. Il responsabile della comunicazione della Pro Favara, Giuseppe Piscopo, perché domani, oltre all'incontro naturalmente di campionato per i 3 punti, sarà una bella giornata di sport in favore degli alunni delle scuole. Sì, abbiamo lanciato come società questa iniziativa, già anche l'anno scorso l'abbiamo fatto, Scuola allo Stadio, c'è stata una grandissima adesione da parte dei 4 istituti comprensivi. Voglio ringraziare le dirigenti scolastiche, Mariella Vella, Melinda Broccia, Retta Monreale e Gabriella Broccoleri per l'entusiasmo che hanno fatto. Domani questa gradinata sarà piena di ragazze delle scuole. Un'adesione massiccia, perché si crede nello sport, ma si crede anche nella fede dei colori giallo-blu. Si vuole spingere questa squadra sempre più in alto insieme alle scuole.